pensa di questa iniziativa, Assessore? Allora, siamo molto contenti, anzi ringraziamo il parco per questa idea geniale che mi sembra sia già la seconda edizione e che vede anche allargarsi un po' la partecipazione di altri comuni. Questo fa molto, molto piacere. È un'idea molto bella perché fa conoscere il parco, ma soprattutto fa conoscere anche la natura che all'interno del parco è così bella. Magari la fa conoscere anche in questo momento in cui è un po' dormiente, addormentata, e quindi fa scoprire anche come da una situazione un po' di letargo poi si trasforma in un momento di splendore, come avviene quando per esempio i tulipani sono nella loro massima bellezza. È un'iniziativa molto apprezzata, ho visto anche l'anno scorso dai genitori, perché fa molto piacere vedere i loro bimbi anche durante il momento scolastico poter così fare una passeggiata dentro questo parco. Quindi grazie veramente al parco per questa opportunità che ci offre. Bravo, quindi il bulbo sulla punta sopra, sottopico, la paletina piana. Allora, visto che siamo in autunno, bisogna piantare i tulipani. Abbiamo dato il via alla stagione dei tulipani, abbiamo fatto venire le scuole qua di Valeggio, i bambini della prima elementare, così hanno fatto i primi passi, diciamo, nel mondo del giardinaggio. Hanno messo giù un bulbo, gli abbiamo fatto vedere come si fa, e così abbiamo aperto la stagione che darà il via alla Tulipanomania 2019. Nascerà poi un bellissimo tulipano. Cosa ne pensi di questa iniziativa? Beh, insomma, una bella iniziativa per i bambini perché sono in mezzo alla natura e capiscono come funziona la coltivazione dei fiori, e loro vedono solo lo splendore finale quando il fiore sboccia, e questo invece gli consente di capire qual è il ciclo di piantumazione di un tulipano.